Mhm. Buon pomeriggio a tutti dal campo sportivo di Boschi Sant'Anna. Ciao a vicino tutti. a Bevilacqua. Oggi sono qui accompagnata da Marco, che ringrazio, lo zio, e siamo in casa del Bevilacqua per una partita molto importante per la zona play-out che dobbiamo assolutamente evitare. Si prospetta una partita difficile, il campo non sembra uno dei migliori che abbiamo visto durante questa stagione. E cos'altro dire? La formazione intanto del Rovigo, che adesso andiamo a dirvi, vede in porta Fenzi, Azzini, Scaranello, Savioli, Rossi, Piccolo, Ramazzina, Magnarello, Zago, Pellegrini e Polichetti. A disposizione per il mister abbiamo Giammei, Zanca, Gardina, Piras, Schiesaro, Calzavarini, Pasqualotto, Paltanin e Meneghello. I ragazzi stanno facendo il riconoscimento. Oggi il direttore è una presenza femminile, noi siamo sempre contenti che ci siano delle ragazze anche ad arbitrare le partite di calcio. Aspettiamo la formazione del Bevilacqua. E nel frattempo andiamo a vederci le partite di oggi. Allora, abbiamo il Casalserugo Maserà contro l'Arianese, il Cavarzere contro la Vittoriosa, il Porto Viro contro l'Albignasego, il Duomo contro il Legnaro, Monselice e Bovolone, il Lendinara contro l'Union River e il Bagnoli che si scontra contro l'Abano. Per noi è da tenere sott'occhio la partita del Porto Viro perché ha gli stessi nostri punti, quindi vediamo cosa succederà oggi nella classifica, che al momento vede il Lendinara che ha superato l'Albignasego avendo vinto lo scontro diretto e l'Albignasego avendo pareggiato proprio con noi. Poi al terzo posto al momento il Monselice Calcio, a seguire l'Union River, il Legnaro a pari punti con Abano, la Vittoriosa e poi una serie di squadre concentrate in 3 punti che si giocano appunto dall'8° al 12° posto. Abbiamo la formazione anche del Bevilacqua. Allora, il Bevilacqua schiera Buttarello, Albertini, Barbieri, Danielli, Saggioro, Vitalone, Pesarin, Mantovani, Cavazzola, Coraini e Pasqualini. A disposizione Bovo, Zecchini, Rizzo, Tausere, Avanzini, Bertin, Corradin, Franchin, Mellone. Allenatore il signor Fabio Coraini. Molto bene, ragazzi pronti, almeno i ragazzi del Rovigo li vedo pronti, non vedo ancora in campo la squadra del Bovolone, essi del Bovolone, del Bevilacqua, buonanotte. Tutti i genitori sono preoccupatissimi dal microfono, hanno paura di starmi vicino, quindi sono sempre la pestata. Nel frattempo dagli spogliatoi arrivano gli urli dei ragazzi del Bevilacqua che si stanno caricando prima di entrare in campo. Come lecito attendersi, giocando in casa devono cercare di approfittare di questa occasione, quindi Sì. i minuti iniziali saranno importanti per vedere subito come potrebbe girare la partita. Dovremo essere bravi a prepararci ad un inizio arrembante da parte loro Sì, per fare la nostra partita. sembrano tutti più alti, cioè, non so perché ho sempre l'impressione che le squadre abbiano sempre persone più grandi, più
fisicate di noi, non lo so. Oggi il regista è in una posizione un po' infelice, non c'è neanche mezza tribuna, una panchina, quindi le riprese sono proprio dal Veste già la campo. pettorina, quindi è pronto anche all'eventuale chiamata del mister quando Esatto. subentrasse la necessità di... Vediamo appunto che sta arrivando l'arbitro, il signor Margherita Guariento di Este. Signorina, Ecco le squadre in campo, ci siamo. Il portiere mi sembra enorme, è il più alto di tutti, altissimo. Buttarello Matteo, è un 2006, ok. Alla fine sono tutti quasi più grandi di noi, 2005, 2006 hanno un 2008. Bene. Bevilacqua gioca con la divisa fluo, giallo-verde fluo, Rovigo classica, bianco-blu. campo di qualità modesta. Per essere buoni, direi. E niente, giornata comunque calda, i ragazzi potrebbero risentire un po' di questi primi caldi appunto, leggero vento che soffia verso la porta del Bevilacqua, i cui rilanci lunghi potrebbero essere un po' rallentati. Dai ragazzi, Ci siamo, via. Parte Bevilacqua, palla in verticale sulla sinistra, Zini protegge la palla dalla pressione dell'ala avversaria, si rifugia in rimessa laterale. Arriva il terzino sinistro che si prepara a rimettere in gioco, palla al centro, cercano subito di verticalizzare, libera il Rovigo che cerca di ripartire, non riusciamo ad uscire con la palla. Matteo piccolo, niente, non riesce a portare fuori il pallone. Se ne va sulla destra all'esterno del Bevilacqua che cerca l'appoggio di un compagno, si gira, cerca una giocata, un ping pong, cercano di mettere ordine, rimette giù la palla, punta l'uomo, nuovamente rimessa laterale. Palla verso l'area di rigore, liberiamo, ancora in rimessa laterale. Nuova palla lunga, attenzione, fatica a liberare Rossi, palla un po' corta. Bello, Rama. Ramazzina cerca di proteggere palla, ma la perde nuovamente, ma la recuperiamo, rilancio in avanti. Pietro, no, sì, Polichetti. Sì, Polichetti cerca di distendersi, palla verso il nostro esterno di sinistra, però non si trovano i ragazzi, esce in palleggio Bevilacqua. Pellegrini. Fase confusa in mezzo al campo. Riesce il Bevilacqua ad uscire dal pressing, allargano sulla destra, si accentra per cercare l'appoggio di un compagno, si gira, cerca l'uno contro uno, palla sull'esterno, ancora rimessa laterale. Continua il forcing del Bevilacqua all'inizio, cercheranno ancora palla lunga in mezzo, eccola. Liberano, tiro dal limite, rete!
Subito partiti forti ragazzi del Bevilacqua, un pallone messo in mezzo sul quale non siamo riusciti a intervenire a liberare la palla che arriva al limite dove ci siamo fatti trovare un po' impreparati, si precipita un giocatore del Bevilacqua che tira... Non ho visto se è stato il 10. Non mi sembra fosse il 10, da qua non sono riuscita a forse capire il 9. numero. Tiro che rimbalza davanti all'estremo difensore e si insacca alla sua sinistra. Polichetti manca il controllo, la Mazzina si appoggia, si gira, palla indietro verso Piccolo, prova a lanciare Zago ma niente, Bevilacqua capisce e spazza fuori. Scaranello lungo verso Zago, si appoggia dietro per il compagno che non riesce a difendere palla, rilancia in avanti il Bevilacqua, palla al 10, Azzini cerca di liberare ma verso il centro, riconquista palla il Bevilacqua che manovra sulla parte di sinistra. Hanno un buon giro palla loro. Un buon giro palla, infatti Azzini si fa sorprendere, cerca di recuperare la posizione, viene saltato dall'avversario diretto, palla al 10 che salta l'avversario diretto, si accentra, va al tiro, buona parata in 2 tempi di Fenzi. Rinvio lungo alla ricerca di Ramazzina che non è sulla palla, si avventa Zago sul retropassaggio verso il portiere che però è puntuale e appoggia il compagno. Nuovo lancio in verticale del Bevilacqua dove Piccolo controlla, cerca l'appoggio di un compagno e la rimessa laterale per il Bevilacqua. No, non posso credere. Poca pressione sugli ragazzi del Bevilacqua che riescono a ricevere palla abbastanza agevolmente, a girarsi, a puntare la porta, palla dentro il verticale, esce sicuro Fenzi. Rinvio lungo, Pirovigo fa fatica a risalire, Zago si avventa sull'avversario, recupera Pellegrini che si gira cercando di superare l'avversario diretto, conquista un calcio di punizione. Rimane sulla palla per prepararsi alla battuta verso l'area di rigore. Nel frattempo Scaranello si inserisce sulla sinistra. Aspettiamo il fischio dell'arbitro che però non arriva. Pellegrini va a battere. Palla bassa, filtra, libera. Angolo? No, rimessa? Rimessa dal fondo. La rimessa? No, non è chiaro cosa abbia indicato, perché la palla non sembrava fosse uscita. No, e invece... No, ha visto la nostra deviazione e quindi ha dato rimesso la palla. Va bene. Riparte Bevilacqua sull'out di destra, riconquistiamo palla con Ramazzina che lotta e conquista un buon calcio punizione. Nuovamente sulla 3/4, più o meno la stessa posizione di prima. Pellegrini a lui. Pellegrini sulla palla nuovamente, vediamo se riesce a mettere un po' più alta di prima, stavolta sì, la palla è lunga, passa Azzini! No, era dentro! L'arbitro non si è sentito di fischiare. Non ci credo. A portiere battuto, il difensore recupera, riparte forte il Bevilacqua. Bravo Saio! Bravo Saio! Ma il gol era proprio. Dai Paul! Dai Paolo! È mancato forse un pizzico di determinazione nell'insaccare quel pallone. Comunque Polichetti sul pallone, cerca di difendersi dall'avversario, retropassaggio verso Azzini, i due non si capiscono. Riconquista palla il Bevilacqua. Palla nuovamente lanciata in profondità sulla rimessa laterale, si lotta, la palla esce, palla in verticale verso Polichetti che affronta l'avversario diretto,
lo batte per un attimo, non riesce a recuperare la palla, Ramazzina continua il pressing, Zago si avventa sulla palla per un attimo, non riesce a riconquistarla, Che sfortuna. riesce ad uscire, Bravo, buon Rieti. intervento di Pellegrini che si lamenta con il direttore di gara, Però la palla alla fine esce. L'arbitro va a richiamare l'allenatore sta parlando. Che però del personalmente non mi sembrava Rovigo. avesse detto nulla di... Non ho visto da parte sua delle lamentele. Pellegrini lamentava un contatto nel momento in cui ha controllato la palla, poteva starci, come no. Mi piacerebbe vedere un piglio un po' diverso a parte i ragazzi che Sì, proprio. essendo sotto dovrebbero comunque dimostrare carattere e Che non cavolo. giocare su sti fischi magari dubbi. Guarda per l'acqua. Non so, non Cerca Rossi di manovrare, non riesce a controllare meglio la palla, riconquistata Bevilacqua, rimessa laterale sul lato di destra, palla lunga a cercare la punta che ben difende la palla con il corpo, palla dietro a Rossi, nuovamente in verticale, Polichetti che attacca il portiere che esce, comunque fa su la palla, lancio sull'esterno, Meneghello che lotta contro l'avversario diretto, riesce a conquistare palla, cerca l'appoggio di un compagno, gira verso il centro senza fortuna, Rossi e Azzini non comunicano forse al meglio, esce Rossi, non riesce a controllare la palla che se ne esce all'alto. L'8, scusami, Bach è Magnarello. Magnarello, chiedo Lo scusa. so, anch'io. È facile confondersi. Rimessa per il Bevilacqua. Andilo. Si lotta per la rimessa laterale, Rossi non riesce ad andare sull'anticipo del numero 10 che Pelle. ben usa il corpo per proteggere la palla, rilancio del Rovigo in avanti, il numero 4 Bevilacqua fuori. si porta la palla in fallo laterale. Bravo. Bene, bene. Movimento dei ragazzi, Magnarello. Magnarello viene anticipato da un avversario, peccano forse i ragazzi un po' di comunicazione. Ecco. Riconquista palla Rovigo sull'auto di sinistra, rimessa di Scaranello. Sentiamo il mister che chiama ai ragazzi di verticalizzare per giocare, prendere campo. Esce bene ancora Bevilacqua, il numero 10, riesce a conquistare palla, si allarga sulla sinistra, viene affrontato da Azzini, lo salta, si cerca un appoggio, palla in verticale, esce Fenzi. Ottimo. Poteva essere Buone rischiosa. doti tecniche del numero 10 avversario che in questo momento ha un po' di libertà, non riusciamo a contenerlo. Palla in verticale, Polichetti cerca di prenderla, recupera palla Bevilacqua, pallone ancora alto, lotta Scaranello per cercare di rimessa laterale per Rovigo. Pallone basso sui piedi di Zago, la palla viene deviata, Polichetti prova ad andare sulla palla, ancora il Bevilacqua in avanti, retropassaggio verso Fenzi, la palla rimbalza male perché il campo non è propriamente in buone condizioni, cicca la palla sul rilancio, purtroppo Azzini che la rimette in fallo laterale. Cioè, i ragazzi devono anche andarsi a recuperare il pallone. Senti lì. Dai Rovigo, dai! Chiede la posizione all'arbitro numero 3 che va alla rimessa sui piedi del numero 10, affrontato da Azzini, mettono la palla verso il centro, Scaranello cerca di controllare, palla verso il centro, Pellegrini la allarga, buon intervento di Zago che riesce a lanciarsi, batte in velocità l'avversario diretto, Polichetti si precipita verso l'area di rigore, non crossa di prima intenzione, rientra, cerca l'appoggio di un compagno che possa mettere la palla al centro, palla dietro a Pellegrini.
che salta Bravo, nuovamente Pelle. l'avversario diretto, si lancia sulla sinistra, Bello. buon traversone, liscia la palla al portiere, Magnarello cercava di rimettere in mezzo senza fortuna, forse un po' precipitoso, non è riuscito a trovare un compagno. Peccato, comunque buona azione sulla sinistra del Rovigo. Siamo messi male sui calci di rinvio, stiamo soffrendo questi palloni lunghi. Manca Matteo. qualcuno davanti alla difesa sul rinvio del portiere che Vai, Magna. Magnarello mette giù palla, cerca l'appoggio in compagno, non si capisce con Pellegrini, palla in verticale, Piccolo che libera in avanti, Polichetti non va sulla palla, Ramazzina è alla metà strada, fallo di Piccolo, non ravvisato dall'arbitro, palla ancora del Bevilacqua che manovra sulla destra, riconquista palla, Magnarello che verticalizza, Polichetti cerca di battere l'avversario diretto, conquista palla, lo punta, se ne va sull'esterno, rientra sul sinistro ancora, Polichetti mette al centro dove però libera bene la difesa del Bevilacqua, palla verso il 9 avversario che lotta con Capitano Rossi e conquista un prezioso calcio Ma di comunque punizione. qui il fallo ci stava. Sì, ci Ci stava, stava tutto perché rischiavamo il contropiede, quindi ottima decisione del nostro capitano Rossi. Rovigo tiene la difesa alta, vediamo il capitano Rossi che tiene la difesa molto alta, attenzione ragazzi sul lancio lungo a non farvi trovare scoperti, la palla arriva dalle parti di Azzini che riesce a prenderla di testa, Magnarello sulla palla, cerca l'appoggio di un compagno, rientra, buon dribbling, palla lunga verso Zago che insegue l'avversario diretto, lo obbliga a intervenire, cerchiamo di non fare fallo, senza fallo, bravi, molto bene, riconquista la palla a Rovigo, Pellegrini cerca di saltare l'avversario diretto, non ci riesce ancora Zago si accenta, cerca una traversone, ben contratto il fallo laterale della difesa del Bevilacqua. Scaranello, rimessa dubbia, Ramazzina sulla palla, dialoga con un compagno Pellegrini, cerca un pallone verso il centro, Polichetti cerca di difenderla, la riconquista, evita la rimessa laterale, punta l'avversario diretto, rientra, cerca di batterlo nuovamente, si salva Bevilacqua che esce con un buon pallone lungo, Bravo Luca. dove Rossi difende bene la palla, mette giù il Rovigo. Savioli, peccato con Magnarello non ha funzionato il triangolo, Pellegrini che allarga per Zago che cerca di puntare l'avversario diretto, riconquista la palla Pellegrini per un attimo, dialoga con Zago, buona comunque l'attitudine, cerchiamo l'uno contro uno per saltare l'uomo e creare la superiorità, dobbiamo chiaramente attaccare la porta, però una volta che ci riuscissimo ci serve un finalizzatore. Sì. Filtra il pallone, palla Ramazzina che non tira purtroppo, ha provato a saltare un ulteriore avversario, avrebbe forse potuto provare a calciare di prima intenzione, non se l'è sentita, parte con la palla, manovra dal basso del Bevilacqua, lancio lungo sull'out di sinistra, il 9 protegge bene il pallone che appoggia a 7, il lancio per l'inserimento fa buona guardia a Scaranello che rilancia in avanti verso Ramazzina che però non riesce a intervenire sulla palla, buona uscita palla al piede del Bevilacqua che però viene contratto da Rovigo, nuovamente Bevilacqua e rimessa laterale. Riconquista un po' il baricentro del gioco, riesce ad alzarlo un po' Rovigo che sta guadagnando campo. In questo momento Bevilacqua si affida alle ripartenze, palla su Ramazzina che mette giù, controlla, cerca di girarsi e poi fa fallo e viene richiamato dall'arbitro. Ci sta il richiamo, fallo un po' forse di frustrazione perché pensava di aver superato l'avversario, però è stato poi ben anticipato. Questo è il primo avviso, secondo me il prossimo tira fuori il cartellino, giustamente.
prende il soffre, campo Biagio, il si Bevilacqua, tutti i giocatori nella metà campo del Rovigo. Se gli dai il corpo peccano di dialogo forse i due centrali del Rovigo su un pallone dubbio, palla ancora in avanti, la palla filtra, Azzini libera come può di sinistro, fallo sinceramente dubbio, non capisco cosa abbia visto il direttore di gara dal momento che il difensore non ha colpito l'avversario, che non ha provato ad intervenire sulla palla. Sembrava pulito l'intervento, evidentemente avrà visto qualcosa meglio di noi essendo più vicino. Io adesso ti chiedo, non so niente di calcio perché non ci ho mai giocato, ma quando arriva una palla alta e si salta a vuoto, cioè perché? Fai a meno di saltare se non sei sicuro di prendere la palla. Cioè come funziona nella testa di un giocatore? L'idea è che tu la palla se salti vai per prenderla, non devi saltare per non andare a prenderla. Se sei un difensore... Quindi è una questione di coordinamento, di prendere il tempo giusto? Sì, diciamo che l'attaccante ha il vantaggio di avere solo gli occhi sulla palla, il difensore ha un compito un po' più complicato perché deve guardare sia la palla che l'uomo, quindi deve, se cicca la palla e l'attaccante poi si invola verso la porta, certo, è chiaro che ha sbagliato. Battuta la punizione. Attenzione, la palla filtra, Mamma ping mia. pong in area. Usciamo palla al piede, cerchiamo di verticalizzare, non troviamo il sostegno di un compagno, Polichetti comunque riprende campo, sale la pressione verso i centrali del Bevilacqua, rilancio lungo, posizione dubbia del 7, rilancio ancora del Rovigo, Polichetti mette giù di petto, si lancia in avanti cercando di battere l'avversario diretto, Magnarello lotta sulla palla, buono, Bravo Savioli. ancora ping pong, palloni alti, cerca di mettere ordine il numero 9 Bevilacqua che viene a recuperare palla sulla tre quarti, la mette giù e conquista la rimessa laterale. Niente da fare. Non ci usciamo. Proprio niente da fare. Alle volte mi sembra che forse appunto come dicevo prima manchi un po' di comunicazione tra i ragazzi, vado io per la palla, tu coprimi, cioè Sì, certo. quelle due parole che ci aiutano a non avere dubbi su chi intervenga. Palla lunga, certo. Polichetti cerca lo stop di esterno destro, un po' complicato, rilancia il Bevilacqua, palla in avanti, Rossi mette giù palla, cerca un compagno, si fa vedere Magnarello, palla che filtra per un attimo, ancora Magnarello che non riesce a riconquistarla. Il Bevilacqua sulla sinistra, cercano di manovrare i centrocampisti con i difensori, buon palleggio, allargano sulla destra dove l'esterno ora rientra, in buon palleggio, attraversa tutto il campo ma si allunga la palla, Pietro Polichetti va per riconquistarla, lamenta un contrasto con l'avversario. No, ma infatti. Il regista ha rischiato, eh? Il regista ha Ha rischiato. rischiato il regista. Sì. Polichetti prolunga per Ramazzina che lotta con l'avversario diretto, alzano entrambi che la gamba, rischio qui. l'arbitro lascia giocare, spostare, continua il Bevilacqua in avanti, riconquista palla piccolo, Pellegrini punta l'avversario diretto, non trova l'appoggio di Piccolo che invece si inserisce bene ma poi non riesce ad appoggiarsi sul compagno, lotta per riconquistare la palla, rimessa laterale per il Bevilacqua. Non dire mai. Rilancio lungo nuovamente sulla punta che riesce a girarsi su Scaranello, si allarga, cerca un appoggio dietro, ancora ping pong, Rovigo cerca di rilanciare la palla in avanti, nuovo rilancio del Bevilacqua, fase confusa, nuovo rilancio in avanti del Bevilacqua sull'esterno di destra, Scaranello copre la palla, forse c'è un infortunio per uno dei ragazzi
No, Meglio, dai. Del meno Bevilacqua non è chiaro cosa sia successo, no, Una nulla di botta, no, preoccupante. infatti, per fortuna sembra tutto in ordine. Scaranello, buon lancio lungo che però viene riconquistato dal Bevilacqua che nuovamente Rossi allarga, Polichetti in ripiegamento difensivo, però viene superato dall'avversario diretto. Rimessa laterale per il Rovigo. L'intervento di Polichetti era verosimilmente falloso perché aveva trattenuto l'avversario che lo aveva anticipato. Diciamo che si sono trattenuti a vicenda, Sì, quindi sì. sai. Ti dirò, personalmente forse avrei fischiato Sì, anch'io. per il Bevilacqua, però tant'è, giochiamo. Esatto. Let's go. O come dicono i Rischia ragazzi, Rossi let's go. nel aggredito dall'avversario, Azzini controlla, forse un tempo di gioco di troppo, riesce a recuperare il 9 che si rifugia in fallo laterale. Dai ragazzi. Vediamo Polichetti che fa movimento ad avanzare, manca eventualmente l'appoggio della Bello. Mazzina, Magnarello lotta Madonna, contro è l'avversario entrato diretto, però, Pellegrini sul pallone, si gira, si appoggia dietro su Scaranello che allarga per Zago che cerca di saltare l'avversario diretto con raddoppio del Bevilacqua che mette la palla in fallo laterale. Rovigo ha guadagnato campo ma fatica poi a trovare l'ultimo passaggio, la verticalizzazione verso la porta avversaria. In questo momento manca qualcuno in area di rigore. Bravo Pelle. Ecco che parte il traversone palla! e Non c'è appunto nessuno in mezzo. mancava qualcuno in mezzo purtroppo. E infatti Polichetti si lamenta con i compagni chiedendo supporto al centro dell'area per un pallone che potesse eventualmente arrivare. Ramazzina mette giù la palla, si gira, per un attimo ha avuto l'occasione di calciare in porta, ma ottimo recupero dei centrali del Bevilacqua che rimettono nuovamente palle in rimessa laterale. Ancora Azzini, 3 giocatori del Rovigo in movimento per cercare di recuperare la palla. Ramazzina sulla palla, la mette al centro, la palla filtra. Mamma mia. Pellegrini. Pellegrini. Scaranello che calcia. Schiaffo. Tiro un po' debole che non impensierisce il portiere, esce a lato. Rimessa laterale, rimessa al fondo. Vediamo se proveranno nuovamente a giocare e giocano. Evidentemente non si fida del suo rilancio, il portiere cerca l'appoggio sul difensore il numero 10, Azzini palla lunga, Ramazzina che riesce a mettere palla verso Zago che però viene contratto dall'avversario diretto, arriva Scaranello che recupera, Ramazzina si gira, punta all'avversario, aspetta l'inserimento di Zago che arriva puntuale sulla palla, cerca il duello con l'avversario diretto, rimessa dal fondo. Che sofferenza, come è passata più o meno, sono passati quasi 30 minuti dall'inizio del primo tempo e siamo sempre su 1-0 per il Bevilacqua. Sì, quel gol a freddo non ci voleva perché è stata l'unica vera occasione della partita e hanno trovato subito il gol. Palla lunga, salta bene, Ramazzina mette giù palla, cerca di metterla a terra, con un po' di fatica cerca di verticalizzare, troppo lungo il pallone, impossibile per Polichetti intervenire. Rilancio, bel rilancio lungo del portiere, buona uscita di Rossi che recupera palla per un istante, ma ancora in avanti il Bevilacqua, mani di piccolo sull'avversario, riesce comunque Rossi a liberare, Zago lotta con l'avversario diretto, palla ancora al Bevilacqua, cambio gioco verso il numero 10, anticipato Azzini, il numero 10 recupera la palla, affronta l'avversario, buon recupero di Azzini che con il corpo riesce a frapporsi tra la palla e l'attaccante e a prendere un ottimo calcio di punizione. Buona copertura.
rilancia Rossi in avanti. Dai davanti, oh là. Dai ragazzi, Eh. dai che si può fare. Pallone alto, cambio gioco, lotta Zago con l'avversario diretto, Che non è chiara fisicamente l'ultima un pochino più- difesa, sì, però là comunque è deviata, rimessa laterale per i Bevilacqua. Ramazzina recupera palla, cerca di estendersi Rovigo, palla a Magnarello che sale palla al piede, palla sull'out di destra, evidentemente troppo lunga purtroppo per Magnarello, era un'ottima occasione questa. Erano riusciti a trovare un attimo scoperta la difesa del Bevilacqua sulla ripartenza. Non ce la fanno più. Buono, bravo. Ci sta. Sì. Bravi le punte del Bevilacqua ad occupare lo spazio sul difensore del Rovigo e a prendere più di un fallo. Esce Azzini che però perde il Rovigo, 2 contrasti di seguito, palla al centro, fortunatamente mal calciata dal numero 9 avversario. È stata un'azione rischiosa per il Rovigo. Alle volte c'è l'impressione che i ragazzi sembrano di essere sicuri di arrivare sulla palla, ma poi per un attimo vengano poi anticipati. Forse un eccesso di sicurezza. Filtra il pallone, palla alta, Azzini lotta con l'avversario diretto, nessuno va per la palla, Vai, ora Paul, riesce bravo. a metterla giù. Polichetti che insegue la palla, però fa buona guardia al numero 1 avversario, chiamandola, e va per il rinvio. Buon movimento di Rossi che riesce a prendere lo spazio sull'attaccante, conquista un ottimo calcio di punizione. Vai Luca, bravo! A mio avviso sicuramente una chiave della partita potrebbe essere riuscire a contenere il numero 9 e il numero 10. Sì, anche secondo me. 9 Perché- per ora ci sta facendo un po' di male. Filtra il pallone, per poco Polichetti non riesce a conquistarlo. Diciamo, forse se Piccolo e Rossi riuscissero a dialogare in modo tale che uno dei due vada sull'anticipo e l'altro sia in copertura, potrebbero riuscire a gestirli bene. gestire meglio la loro punta centrale, su cui loro costantemente si stanno appoggiando. Comunque sulle ripartenze. Luca è fisso sul 9, Cioè qualsiasi Vediamo ripartenza. se riesce a prendergli lo spazio adesso. Buon intervento di Magnarello, si Bella, inserisce porca Pellegrini miseria. per un attimo, Dai, chiama Mattia. palla ma non viene servito da Zago. Ora bella palla filtrante, No, sicuramente il campo in questo il campo caso qui non ha aiutato, eh. Pellegrini non riesce a controllare. Con un campo così si fa fatica a fare passaggi rasoterra precisi, credo. Possiamo definirlo gibboso. Gibboso, sì. Ci sono altro che gnomi e talpe qua in questo campo. Ancora il Rovigo con un'ora rimessa laterale all'altezza della panchina avversaria, rimessa su Ramazzina che lotta tra due, perde palla verso il 9 che finisce a terra, un po' al limite. Cerca di stendersi Bevilacqua che comunque porta pressione su Scaranello che si trova costretto a rilanciare lungo verso Ramazzina che mette giù palla, cerca un appoggio ma c'è un buon ripiegamento difensivo del Bevilacqua, L'otto lì. rischia la munizione Ramazzina tirando per la maglia l'avversario, parla con l'arbitro ma fortunatamente non ha estratto il cartellino giallo. Spero finisca la partita.
Ancora una volta buona presa di posizione numero 10, rilancia in avanti Magnarello, Polichetti si prodiga per andare sulla palla. È che Come dicevamo c'è un po' di vento a favore che sui palloni lunghi ne Sì, prolunga no, la traiettoria. però non vorrei che sprecasse energie preziose, capisci? Chiaramente ha dato un segnale ai compagni Esatto, chiaro. dell'attitudine che è Ma quella che questo- serve in questo momento per cercare di rimettere in piedi la partita. Nuovamente va in pressione sull'avversario, staccati, difendi con quelle braccia, buono. Ok, lottano i ragazzi, Polichetti cerca di mettere Bravo, a terra la la palla, gamba! anticipato dall'avversario, palla sull'out di sinistra senza fallo, non farlo girare, buono, palla lunga ancora del Bevilacqua, buona uscita di Piccolo, pallone ancora alto del Bevilacqua, buon intervento di testa, lotta Piccolo con l'avversario diretto, buona attitudine anche in questo caso nel riconquistare il pallone, palla in verticale, fase confusa, palla in verticale verso Ramazzina che può andare al tiro, rete! Grandissimo gol di Ramazzina che diversamente dall'occasione passata, dopo il rimbalzo della palla non ci ha pensato un istante, con un sinistro bellissimo insacca sul secondo palo. Bellissimo gol, gol. complimenti. Bravo. Bravo Rama, dai! Non lo so, Marco. Sì, bello. E riparte il gioco. Lautaro! Scaranello, Zago sulla palla, cerca di saltare l'avversario diretto, non ci riesce, cerca di portare pressione a Rovigo, Magnarello in pressing, buono, costringe l'avversario a un rilancio che esce a lato. Valentino! Zago affrontato in modo un po' rude dall'avversario, riesce a girarsi e subisce un calcio di punizione. Aspetta, ha detto siamo che bello che è. Tu vinci sul Legnaro. Sale il Rovigo, Rossi sulla palla, palla in verticale, potrebbe passare, troppo lunga purtroppo. Né Zaghi né Pellegrini riescono ad arrivare sulla palla. Allora. Come è andata? 2-1. Bravo! Dai che bella! Occhio. Questo è fallo, Sì. l'arbitro lascia correre, non era sicuramente volontario. Sì, Luca! Lotta Rossi con l'avversario diretto, Bravo, Luca! esce bene con la palla al piede, si appoggia su Pellegrini, rimane in avanti. Pellegrini purtroppo perde il pallone. Manovra il Bevilacqua, palla dietro, palla lunga, Azzini sulla palla, controllo, Dai Paolo. intervento falloso verosimilmente, però l'arbitro lascia correre. Azzini lotta con l'avversario diretto, riesce a conquistare palla. La fischia! L'arbitro ravvisa un fallo di Azzini, sicuramente dubbio. Mamma mia. Se inizialmente ci poteva essere un fallo a favore del Bevilacqua, ha lasciato correre, sembra che abbia fatto compensato. Gli animi dei genitori si scaldano. Vai! Passa la palla, ancora Azzini che rilancia lungo, Polichetti, fallo. Si lamenta Polichetti, ma il
fallo a mio avviso era abbastanza netto, è andato diretto sull'uomo senza guardarsi la palla, senza curarsi il pallone per disturbare il difensore. La cosa importante è che adesso i ragazzi non si innervosiscano, perché veramente non ha Esatto, senso. la partita è stata raddrizzata, quindi Mancano circa 5 minuti alla fine del primo tempo, quindi palla non- lunga ancora Polichetti che prolunga, Ramazzina lo affronta, Magnarello. Savioli. No, scusami, chi è? 4 e Savioli. Savioli. In rimessa laterale. Cercheranno nuovamente la palla o sul 9 o sui piedi del 9 e del 10. Movimento, no, invece si fa incontro un centrocampista, appoggio dietro, palla lunga nuovamente alta. Il vento la ferma decisamente. Ramazzina mette giù palla, Bella. lancio lungo a cercare Zago, indecisione del terzino del Bevilacqua che comunque recupera la posizione, Zago lo affronta e lo costringe alla rimessa laterale. Dai ragazzi. Vediamo che il direttore di gara discute va a anche con richiamare la panchina. Sì, anche la panchina Bevilacqua. Ok. Anticipato Ramazzina, palla nuovamente in fallo laterale. Movimento ragazzi che siamo fermi. Palla verso il centro, filtra per un attimo, mette fuori Bevilacqua, cerca di manovrare il numero 11 che si appoggia al suo terzino, cicca la riesce a rilanciare, Bravo. recupera Ancora. Scaranello. Scaranello, Magnarello, mette giù palla, il Bevilacqua rilancia in avanti Fuori. sulla destra, palla che esce. Regia, quanti minuti siamo? 39-10. Sì, siamo al 40esimo. 5 minuti. Bella qua. Palla lunga verso Pellegrini che non riesce a controllare, rilancia lungo il Bevilacqua, ottima difesa della palla della punta che però viene contratta e palla nuovamente in rimessa laterale. Bravo Matteo, le ha tolto l'appoggio. Sì, esatto, bisogna- loro non sono particolarmente agili, Ma mi sono sembra, fisici, sono esatto. fisici, esatto. Ogni volta sul pallone lungo cercano di appoggiarsi sul difensore per Quindi avere un riferimento, è quello che i ragazzi dovrebbero cercare di non fare. Andiamo. Ottima palla in verticale per Polichetti che lotta con l'avversario di Asso lunga per un attimo, ottima uscita del numero 1 avversario che fa sul pallone e va a rilancio. Bravo, La palla che Savio, sì. Savioli non riesce a controllare, Zago sulla palla, contratto per un attimo con una manata dall'avversario, allarga per Magnarello. Magnarello si accentra, cerca l'appoggio in compagno, non trova nessuno, allarga per Pellegrini. Pellegrini si accentra, lascia partire al destro, ottima parata dell'estremo difensore del Bevilacqua che si distende sulla destra e allontana. Cerca di uscire palla al piede il Bevilacqua, palla ancora per aria, gioco confuso, ancora un rilancio per aria. Dai. Ancora Sì. 9. Ancora il 9 che sicuramente ha ottime capacità di palleggio, Bravi. però perde palla il Bevilacqua, Oh, basta. subisce un fallo Pellegrini dai 30 metri. No, con il vento che c'è, considerate Io le direi, doti di calcio Pelle. di Ma Pelle anche che abbiamo Luca, visto anche la settimana scorsa dalla distanza, potrebbe anche provare. L'impressione è che però con una rincorsa così corta forse vuole tirare a girare, secondo me la soluzione migliore è quella di una bella bomba. Bomba, 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 bomba. Rinuncia Pellegrini, Rossi sulla palla. Non sono convinto che tiri per come lo vedo. Palla invece, palla comoda per il portiere. Rilancio lungo, cerca di prendere lo spazio, buon lavoro dei ragazzi, palla lunga, lotta Zago con Matti. l'avversario diretto Pellegrini Le pelle. Oh, che non riesce a peccato. controllare. Mm.
esce bene Azzini in diagonale difensiva nella copertura dei compagni, riconquista palla il Bevilacqua che manovra sul lato di destra, palla verso il centro, cercano di far girare la palla, lancio per l'11 che affronta Scaranello che lamenta Rimessa dal fondo. un intervento falloso, rimessa dal fondo. Dai, ancora, dai, ancora. Buono. Siamo messi male. Stacca. Fatichiamo sui lanci lunghi, palloni alti. Rilancio lungo sul lato di sinistra. Dai ragazzi, dai! Azzini sulla palla, aspetta il movimento dei compagni, si fa contro Magnarello, cerca invece Polichetti, buona copertura della difesa del Bevilacqua. Ramazzina lotta sulla palla e obbliga la difesa a una rimessa laterale, ancora Azzini, movimento, Polichetti sui piedi, cerca di girarsi, nuovamente rimessa laterale. Stiamo lì, dai, stiamo lì, dai. Azzini cerca Ramazzina che si gira per un attimo, mancata forse un po' di difesa della palla, ripartenza del Bevilacqua, lancio sulla sinistra che fortunatamente esce. È buona, è buona. No. Azzini sulla palla, Polichetti attende a venire incontro, Magnarello, movimento del Rovigo, lotta Polichetti, palla su Ramazzina che cerca di mettere giù il pallone, allarga per Pellegrini, Ramazzina affrontato l'avversario diretto, tiro di sinistra, rete! Ancora Ramazzina! Altro sinistro dal limite dell'area, dopo essere riuscito a stoppare e a girarsi, non ci pensa due volte e con un ottimo sinistro nuovamente indovina il palo, l'angolo alto alla sinistra del portiere Bevilacqua. Ottima rete. Grande Rama! Riparte il Bevilacqua con un rilancio lungo, sempre sul lato di sinistra. Sì! E andiamo a riposo In vantaggio in vantaggio. sul 2-1. Siamo riusciti sicuramente a riprendere in mano una partita iniziata nel peggiore dei modi con il gol a freddo subito nei primi minuti. Con l'andare del tempo abbiamo guadagnato campo e poi trovato due bellissime reti con Ramazzina. Bei gol e ci rivediamo fra un quarto d'ora.
Ben trovati, stiamo per ripartire con il secondo tempo. Durante l'intervallo l'allenatore del Bevilacqua diciamo che si è fatto sentire anche da noi che eravamo fuori. Ha esternato un po' di disappunto Un po' di con, sì, i con i giocatori, principalmente per quella che è stata l'attitudine, per quello che abbiamo avuto modo di capire. Sicuramente ha cercato di dare una scossa. A suo modo. E ripartiamo. Rovigo, palla dietro, subito Zago. palla in verticale verso Zago. Tetto! Persa la palla. Scaranello, movimento di Ramazzina, anticipato, palla lunga del Bevilacqua, da solo Fenzi, sorveglia la palla, guadagna qualche istante, la fa sua e si prepara al rinvio. Cicca il rinvio, palla del Bevilacqua, Azzini, buon intervento sul 10 avversario, lotta poi Polichetti sempre con il 10 avversario che riceve palla nuovamente sull'out di destra, salta due uomini, arriva Rossi che mette la palla lontana. Mezzo ai campi. Alla vecchia maniera, lo faceva anche Baresi ragazzi, quindi tutto è lecito. Infatti, assolutamente. Cerca palla mezza e mezza, attenzione. Beh, questo è abbastanza nettamente un fallo sull'uscita di Fenzi. Il 10 avversario cerca di andare sulla palla ma Era rovina quello lo che ti portiere. dicevo prima, queste palle che rimbalzano e boh. È il vento che sicuramente non aiuta sui palloni alti, quindi ogni pallone che rimbalza crea una complicazione. Dobbiamo sicuramente crescere su questo fondamentale. Resta a terra Fenzi. Arriva Gardina all'arrembaggio. Però ora sembra riprendersi. Chi si sta scaldando? Chiesaro, Pasqualotto e Meneghello. È giusto? Quindi, Va rinvio Fenzi. Vediamo. fai tre, fai gambi. Non la prende bene. Vai Matti! Zago lotta sulla palla, cerca di manovrare Bevilacqua, ancora Zago che devia la palla, l'11 avversario cerca un appoggio indietro, palla ancora verso di lui, Fuori! Ah no, il la palla non 6 riesce a uscire. affronta due ragazzi di Rovigo, Ramazzina aveva avuto la palla, cerca di difenderla. Ma come fa che la tira e la rimbalza? Ma cos'è? Dai Rama, dai! Doveva difenderla, non l'ha protetta. Intervento rischiosissimo di Savioli, lotta Rossi, buona copertura ancora il Bevilacqua al limite dell'area, palla che ora va a terra, numero 10 cerca la bandierina, verosimilmente per un cioè andare alla ricerca di un calcio d'angolo, la protegge per non fa fallo. Cadiamo nel giochino del Bevilacqua, giustamente loro 10 sperava di trovare un calcio di punizione sulla bandierina, lo concediamo e ora chiaramente è un pallone pericoloso.
Tirati. Ancora lui sulla palla, un uomo solo in barriera. Portiere, esci! Diversi giocatori all'interno dell'area piccola. Fenzi sulla linea di porta. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Ramazzina sorveglia l'uomo al limite dell'area, calcia, passa il pallone messo fuori bene da Rossi. Fuori gioco di rientro di 3 giocatori del Bevilacqua. Pensi va a piazzare la palla e si prepara al rinvio. Buon calcio sul quale però non va Pellegrini. Scaranello Rovigo, dai! va incontro a Zago, buona palla filtrante, sfila Ramazzina, lotta con l'avversario diretto e conquista un buon calcio di punizione. Pellegrini sulla palla. È una bella posizione questa per, Sì. per Pelle. Di testa adesso ci L'arbitro va a indicare all'uomo in barriera la posizione in cui posizionarsi. Giocatori tutti schierati al limite dell'area, palla sul primo palo. Non attacchiamo la porta, buona e facile uscita del portiere. Lotta Rossi. Palla larga su Scaranello che cerca un pallone rischioso. Calma. Dai, va. Che va? Rimessa nei pressi della bandierina del calcio d'angolo per il Rovigo. Scaranello si fa avanti, anche Zago va incontro Pellegrini. Oramai abbiamo un'unica possibilità sulla palla lunga, si appoggia il difensore su Pellegrini che conquista un ottimo calcio di punizione. Pellegrini ancora sulla palla, cerca la verticalizzazione su Zago, si lotta, Ramazzina riesce a girarsi, lancia Pellegrini che salta l'avversario, ottima copertura del numero 2 avversario che rimette palla larga sulla destra dove Piccolo la sorveglia fin tanto che esce. Scaranello nuovamente sulla palla, c'è un cambio nelle file del Bevilacqua, esce il numero 7. Che per me aveva fatto una bella partita. Ha fatto una buona gara, sì, anche abbastanza bene. Ed entra il 16. Il 16 vediamo. Avanzini. Esatto, Avanzini è Paolo. uscito Pesarin. Ed è uscito Pesarin Elia. Tacco, buona Rossi, chiama palla, attacca il pallone, Polichetti, Bello. lancio Ah, lungo peccato. verso Ramazzina che però viene fermato. Buon anticipo di Azzini, lotta Ramazzina, buon intervento, palla ancora libera, prova a manovrare, cerca un compagno che lotta, riesce a girarsi, buon azione del Rovigo. Uscita bassa del numero 1 del Bevilacqua che fa un'ottima copertura sul cambio di gioco verso Zago. Rilancio lungo nuovamente, attenzione a non farci trovare scoperti per via del vento. Buona difesa della palla del numero 10 avversario che ora punta Azzini e si rifugia in rimessa laterale, giocano veloci, palla verso il 9 che si appoggia dietro per un compagno, finisce a terra un giocatore del Rovigo. Magnarello, lotta Polichetti e ora il direttore di gara va a sincerarsi delle sue condizioni.
Cosa ridi? Chi? Ma chi? Genara vince. Beh, io. È lui che non sta vincendo, eh. Ne è partito un buon pareggio per noi. Ma no, a noi non ci interessa. Eh sì. No, noi vogliamo che E vinca la vinca, Vignale. vabbè, se fa. Se Sì, Vabbè, sto vinto il visto, quindi noi puntiamo sul visto e anche sul cavallo, perché se Barone vince, non c'è la come No, è vince. qui lui che deve perdere. Che vero? Eh Che sì, vengono perché così insieme. Allora, sono qua. Sì, ma così va a 33 e abbiamo più distacco, capito? Conto conto spray sempre magico. con Masera. Siamo 30, Finché aiuta il compagno a rialzarsi, che però sembra dopo non siamo risentire pronti in casa con dell'intervento subito. Non ha vinto Esce col sorretto dai 4-3. compagni e zoppicando. Non è Quindi chiaro noi se sia in siamo grado in di vantaggio rientrare del Masera. subito. Vediamo se fa. Sì, ma sarà bellissimo. È tanta roba. E qui noi. Mister Rovigo l'andata, chiama un ha cambio perché vinto probabilmente Maniarello non è in grado di proseguire. Noi di là non fare vittoria. Quindi Rovigo opera subito un cambio. Vediamo, un viaggio troppo in masse però. Si vedrà. Per forza. Entra Meneghello ed esce Chi ha Magnarello. detto? E mi sa che la caviglia Chi? di Magna. No, speriamo sia solo una botta, una pistone. L'arbitro fa ripartire il gioco. Riconquista palla il Bevilacqua, si lancia sul lato di sinistra, numero 16 che incespica e rimessa laterale. Adesso abbiamo noi il vento Rimessa contro. dal fondo per Fenzi. Abbiamo il vento contro Abbiamo noi vento adesso. contro, infatti. Ramazzino è molto profondo, vediamo se la palla ci arriva, infatti il vento la frena, non supererà mai la metà campo per tutto il resto della partita. I ragazzi dovrebbero cercare di accorgersi quanto prima di questo problema per trovare una soluzione. Palla in verticale, buona copertura, bravo! Bravo Matti! Scaranello non cerca l'anticipo, offre l'appoggio del corpo all'avversario. Palla in verticale, non controllata, Bevilacqua. Scaranello sulla palla, Ti sei ponato? Zio? lancio lungo, non interviene Meneghello, la palla finisce su un giocatore Bevilacqua, ancora Rovigo. Dai su. Raga, dai! Si attende un movimento delle punte. Palla Ramazzina che gira dietro per Savioli, che allarga per Pellegrini. Pellegrini si appoggia dietro su Rossi che cerca su Suazzini. Suazzini che cerca una palla in verticale. Polichetti. si gira, si lancia, cerca di saltare l'avversario diretto, rimessa laterale per il Rovigo. Angolo. No, rimessa vale. Non vedo. Ma falli andare a prendere a loro, ah. Cioè ci vai tu. Vabbè. Sono loro che hanno fretta. Chiede la posizione Azzini, rimessa laterale verso Polichetti che gli restituisce la palla. Azzini controlla, appoggia dietro, cerca di girare palla a Rovigo, però viene contratto, riparte il Bevilacqua, palla in verticale, Rossi lotta con l'avversario diretto, ottima copertura, riesce a fermare la ripartenza degli avversari sulla linea di metà campo. Peccato, alle volte cerchiamo di manovrare invece di mettere un pallone in mezzo e provare a finalizzare l'azione, concedendo delle opportunità di ripartenza. Adesso calcio di punizione per il Bevilacqua all'altezza
della metà campo di fronte alla loro panchina. Vediamo che l'arbitro indica al giocatore del Rovigo dove posizionarsi ai 9 metri. I ragazzi del Rovigo cercano di tenere quanto più alta possibile la linea della difesa sul limite dell'area di rigore. Palla dentro, palla che filtra e viene messa in calcio d'angolo da Piccolo. Non si chiamano la palla, ragazzi. Chiamato lo schema da parte del Bevilacqua, palla al centro, palla che filtra. Continuano un po' le difficoltà sui palloni alti che attraversano l'area di rigore, sui quali fatichiamo ad intervenire. Va Fenzi dal fondo, la palla rimbalza, Ramazzina va incontro, cerca di girarsi, perde il contrasto con l'avversario diretto, palla in verticale, buona liberazione di Rossi, Polichetti sulla palla che cerca di difenderla dall'attacco di un avversario, riparte il Bevilacqua, cercano di dialogare, intervento a gamba tesa, non ravvisato dall'arbitro che lascia giocare un'altra volta una gamba alta, si gioca. Ancora. Palla alta nuovamente, lotta Pellegrini con l'avversario diretto per conquistare lo spazio e il pallone finisce a terra, calcio di punizione. Troppa gente che parla con l'arbitro. Rossi sulla palla, cerca la verticalizzazione, palla troppo lunga, numero 1 del Bevilacqua esce con un'agevole presa e va a rinvio. Stacca. Palla larga, Scaranello affronta l'avversario diretto che si lancia sull'auto di destra trascinandosi però fuori la palla. Scaranello sulla palla, chiede la posizione al direttore di gara. Ramazzina salta l'avversario diretto, se la allunga, palla dentro, palla in verticale, uomo! Fenzi sulla palla. Palla rimbalza nuovamente, Polichetti prolunga per Pellegrini che cerca un controllo, viene affrontato dall'avversario diretto, spalle alla porta, conquista un buon calcio, una buona rimessa laterale. Mazzini, lunga, libera ancora Bevilacqua. Corazzini sui piedi a Polichetti che prova a manovrare, Azzini si inserisce, non riesce a filtrare il pallone, palla a metà strada, lancio sull'esterno di sinistra, Scaranello lotta con l'avversario diretto, gli lascia lo spazio per il cross, palla al centro e libera Savioli. Palla sui piedi al giocatore del Bevilacqua, ancora all'esterno di destra, numero 6, riesce a mettere la palla al centro, non esce il portiere! Per un attimo non trova il pareggio il Bevilacqua che riesce a mettere un buon pallone al centro dove nessuno dei difensori del Rovigo interviene, lasciando la possibilità al, mi sembrava il numero 9 avversario, di colpire di testa, palla di poco alta.
Traversone che sono riusciti a portare con un po' troppa facilità, mancata un po' di pressione. Fatica il Bevilacqua a controllare palla, riprendiamo campo. Azzini rimessa con le mani verso Polichetti che cerca di difenderla dall'attacco dell'avversario, ancora rimessa laterale. Movimento dei ragazzi di Rovigo, si fa incontro Meneghello, si muove Polichetti che riceve spalle alla porta, cerca di girarsi, riesce a saltare l'avversario diretto, prova a puntarlo, contrasto abbastanza netto e sonoro, ammonizione per il difensore del Bevilacqua, buon calcio di punizione all'altezza del limite dell'area di rigore sul lato destro del campo per il Rovigo che porta in avanti i suoi colpitori. Bella palla per Pelle. Pelle o Savioli? Chi la tira? No, Pellegrini. Savioli lo vedo qua. Vai Pelle! Digli di metterla però. Pellegrini sulla palla, due uomini in barriera. Alta sul rigore. Parte la palla bassa, messa fuori agevolmente dalla difesa del Bevilacqua. Azzini sulla palla, intervento rude, duro, escono con la palla al piede i ragazzi del Bevilacqua che cercano di estendersi, esce Savioli, viene saltato l'avversario diretto, palla al centro, riesce per un attimo a controllarla, piccolo anzi scusate, e conquista un calcio di punizione fondamentale. Bravissimo Piccolo. Abbiamo subito una ripartenza pericolosa. Non è chiaro chi andrà a rilancio, ora si propone Rossi sulla palla. Squadre molto lunghe. Palla direttamente in fallo laterale. Riparte il Bevilacqua. L'11 ci gira e conquista la punizione. Calcio e punizione a poco dietro la linea di metà campo, prendono posizione gli attaccanti e centrocampisti del Bevilacqua per un pallone verosimilmente lungo che parte ora, palla centrale sulla quale nessuno interviene, ancora una volta Zago affronta l'avversario diretto costringendolo a ripiegare, ora Meneghello. Escono in palleggio i ragazzi del Bevilacqua, il numero 16 sbaglia l'ultimo lancio per il compagno sull'out di destra. Scaranello va lungo, passa la palla, Ramazzina la mette giù per un attimo, Zago salta l'avversario diretto, si invola sul lato di sinistra, ben recuperato dal terzino e ingenuamente concede un fallo, buon recupero del difensore, Zago inizialmente lo aveva saltato, non è riuscito poi a occupare lo spazio che è stato occupato dal difensore che guadagna un ottimo calcio punizione. Peccato. Nuovamente I ragazzi si lunga. battibeccano in campo. No! Portiere un po' più rapido. Palla dubbia. Mamma mia, anche qui
abbia rischiato, è Poteva grosso. starci un fallo sì. di Rossi, Sì, poteva sì. sicuramente starci un fallo di Rossi e Ammonisce chi? questo non capisco il senso del cartellino. Probabilmente ha visto un intervento in gioco pericoloso, ma non sembrava che ci fosse assolutamente cattiveria da parte di Zago che cercava la palla. Però secondo me il direttore aveva visto che il 2 e il 9 si erano beccati prima e quindi può forse essere. diciamo che forse ha voluto bloccare prima del Nascere la tempo. cosa. Esatto. Buon dribbling di No. Polichetti che viene poi atterrato da dietro da un avversario che viene puntualmente ammonito. Ottimo numero di Polichetti che aveva saltato l'avversario diretto e stava lanciando il contropiede di Rovigo. Vai Pietro! Dai! Dove la ragazza che si vede così? Dove la ragazza? Palla in avanti di Savioli, palla bassa facilmente recuperata dal Bevilacqua che cerca la ripartenza, ma ottima copertura di Savioli. Ottima copertura di Savioli che ferma la ripartenza del Bevilacqua. Rimessa laterale sull'esterno di destra che si appoggia su Scaranello cercando l'appoggio del corpo, trova il modo di mettere la palla al centro dove Rossi interviene e libera in direzione di Zago. Zago non riesce a mettere a terra la palla, Ramazzina non riesce a intervenire. Zago ancora in pressione, arriva Meneghello cerca il contrasto, buoni interventi, Pellegrini per un attimo, non riesce poi a controllare, palla in verticale sul 9 avversario, cerca di girarsi su Rossi, fa buona guardia, Piccolo che libera. Palla ancora buona, Azzini lascia spazio all'avversario che riesce a girarsi, mettere una palla in verticale su cui Rossi cerca di contrarre l'avversario concedendo, no, palla ancora buona, contrasto robusto tra i giocatori e palla che esce e rimessa per il Rovigo che non perde tempo. Sulla rimessa laterale l'arbitro ferma il gioco e va a munire qualcuno sulla panchina del sì, sarà Bevilacqua. l'assistente arbitro, credo. Da rosso, da fuori. Regia, che minuto siamo? Alle volte concediamo qualche metro di troppo agli avversari che li mettiamo in condizione di girarsi, puntarci, a quel punto ci mettono in difficoltà. A gioco fermo intanto vi dico che il Vis Lendinare e l'Union River pareggiano mentre l'Albignasico vince sul Portoviro e in questo momento è ritornato primo in classifica. Palla alta, Polichetti cerca di girarsi, rilancio lungo ma non trova nessuno, palla in rimessa laterale per l'Albignasico. Il Bevilacqua, scusate. Buon intervento difensivo, il Bevilacqua manovra allargando palla sulla sinistra, Scaranello cerca di controllare la palla sull'attacco di un avversario, subisce un fallo abbastanza netto. Rimessa dal fondo. Ha indicato rimessa al fondo. Lunga! Ha dato rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo. Siete lunghi ragazzi, non arriverà mai lì la palla. Contro, raga! Difendila un po', su! Mi sono tagliato. Lì sulla, sì. Dai, bene! Bella però, bella! Dopo... No, Vabbè, dopo. Così è un disinfettante. Sbaglia il cross l'esterno del... No, ma c'è il vento contro comunque. Fenzi sulla palla.
Cambio nelle file del Rovigo. Angelo, appunto lì. Non è Angelo. Entra Schiesaro. Esce Ramazzina. Entra Schiesaro ed esce Ramazzina. Si è allenato questa settimana. Uno guarda, sì. Ho capito però. Neanche qua. Ma zio, ti sei rimessa. Rimessa per il Bevilacqua, palla in verticale sulla Bravo, Savioli. punta, non riesce a intervenire, recupera palla ancora Bevilacqua, Subito! conquista palla. È entrato. Chi è che è entrato, Cinzia? Schiesaro. Schiesaro, Appena fatto fallo. cercando di contrarre l'avversario, concede un fallo al Bevilacqua No, Biagio, sulla no, tre no, quarti no, no. d'attacco. Tutti in avanti, i giocatori Bevilacqua al limite dell'area di rigore Rovigo. Sistema la palla il numero 4 che si appresta al cross. Tiro direttamente in porta, nessun problema per Fenzi. Anch'io. Fenzi sulla palla. Buon Bravo, intervento di Pellegrini. Savioli in verticale a cercare Polichetti che fatica, lotta con l'avversario diretto. Zago sulla palla sul lato di destra, cerca di affrontare l'avversario diretto, si ferma, si gira, cerca l'appoggio in compagno, lo cerca su Savioli nuovamente ancora Pellegrini, palla fuori. E poi nostra. Rimessa comunque ancora per il Rovigo, palla sui piedi, si gira, cerca di puntare l'intera difesa, buona uscita di Rossi che non riesce a controllare il pallone, riparte il Bevilacqua, riparte e grande difesa, grande intervento di Piccolo che riesce a rubare il tempo al numero 11 avversario e non permettergli di servire i Bellissima compagni in partita profondità. Buona, di Piccolo. esatto. What's happened? E Angelo. In più di un'occasione Esce non è Rossi. stato precipitoso, è stato lucido e ha trovato il modo di fare delle buone E coperture. allora abbiamo un cambio anche di ruoli in questo momento. Esce il nostro centrale Luca Rossi. Entra Angelo. Fammi vedere. Quindi i centrali Ma c'è un passeranno. infortunio lì? Non capisco, non lo so, speriamo di no. E quindi centrale passerà Azzini con Piccolo ed entra l'11. No, è Gardina. Quindi è uscito Rossi, è entrato Gardina e giocherà come terzino. Ed è uscito l'11? Sì. È uscito l'11? Ed è uscito anche l'11 del Bevilacqua. Scusate, non ho visto con chi è stato sostituito. Mamma. Saltati due giocatori del Rovigo, riesce a mettere la palla al centro ma non trova alcun compagno. I ragazzi continuano ad andare oltre a metà campo, vediamo se riusciamo a
conquistare questo pallone che nuovamente è preda degli avversari, lottano in due, riusciamo a liberare l'area di rigore, buon intervento, buono, bravo, netto, sì. Brava! Stai zitto! Alza! Stai zitto! Stai zitto! Dai Savio! Savioli, dai! Savioli sulla palla, Savioli! va rilancio lungo da parte di Polichetti che lotta di testa con l'avversario diretto, Zago mette giù palla, si propone sulla fascia un avversario, un compagno che non viene servito, palla al centro, per un attimo non trova la deviazione decisiva Chiesaro, peccato, poteva essere il gol che metteva una seria ipoteca sul risultato, invece dovremo soffrire ancora. Palla lunga, Piccolo sulla palla, troppo lunga, esce il portiere del Bevilacqua che la metterà nuovamente lunga, stacca dietro Piccolo, fallo ingenuo, concediamo un fallo quando dovremmo essere attenti, però continuiamo a portare pressione sull'avversario. Meneghello prova a salire in pressing, si gira il giocatore del Bevilacqua che mette un pallone largo sulla sinistra che però non viene recuperato dal compagno di squadra. Gardina sulla palla, cerca un compagno, mette la palla lunga, la palla viene spizzata da due giocatori, si lamenta nuovamente la panchina del Bevilacqua per una possibile deviazione del Rovigo. Da qui non siamo stati in grado di apprezzare cosa potesse essere successo, però tant'è, oramai la decisione era stata presa e chiaramente le proteste non avrebbero potuto cambiare nulla. Palla lunga, lotta Polichetti, Zago lotta e c'è fallo calcio di punizione per il Bevilacqua, però buona attitudine di Zago che lotta veramente su ogni pallone per cercare di conquistarlo, poi il fallo insomma ci può anche stare. Rilancio lungo del Bevilacqua, Piccolo non trova la palla che va verso l'out di sinistra, Scaranello si rifugia in rimessa laterale. Numero 6 del Bevilacqua sulla palla, movimento degli attaccanti, mette giù palla, la palla arriva al 4 che si gira, cerca l'appoggio di un compagno, esce Gardina sull'esterno, riesce a contrarre l'avversario, recupera palla a Rovigo, cercano di liberare, non trovano però un compagno, ancora il Bevilacqua che manovra, palla verso il 6, Meneghello affronta l'avversario diretto, calcio di punizione per una trattenuta, cartellino giallo sacrosanto, la maglietta si è allungata, sulla palla il numero 10 del Bevilacqua, l'arbitro sta misurando la distanza dove dovrà piazzarsi Savioli. Attendiamo il fischio dell'arbitro per la ripartenza del gioco, palla al centro, Mucchio in area, la palla esce ed è rimessa dal fondo per il Rovigo. Dai. Fenzi sulla palla da parte di Savioli, la palla che rimbalza, nessuno che riesce a intervenire sulla palla, fallo abbastanza netto su Savioli, intervento nuovamente falloso
su Meneghello. Buon calcio di punizione per il Rovigo che gioca velocemente il pallone. Polichetti cerca di saltare l'avversario diretto, salta anche l'avversario diretto. Ma come no? Che tu hai visto il film? Ma dai, ma non è Polichetti anticipa nettamente il portiere che lo atterra, almeno per quello che siamo riusciti a vedere da qui. Viene concesso un calcio di punizione, verosimilmente per un fallo dello stesso Polichetti nel momento in cui ha provato a anticipare il difensore avversario. Non ci sembrava... Zago mi sembra. O Zago, chiedo scusa. Si Zago. Lotta Gardina sulla destra, Dai, Edo. si gira Bravi. il numero 10 avversario, buona copertura di Azzini. Ma che poco. I Polichetti, zio. Polichetti, scusami. Perché Dai, ma che Da poco. qua è difficile, mi in più sta c'è anche la facendo un po' rete. prendere Calma, respira. dagli avvenimenti. Regaliamo dei falli a dir poco inutili, concedendo più di un'occasione ai saltatori del Bevilacqua. In più di un'occasione poteva essere sufficiente contrarre l'avversario e non farlo girare. Regaliamo un calcio di punizione. Dacci una mano! Va Porca il- miseria. Punizione Va bene. calciata non al meglio dal Bevilacqua, palla bassa, libera agevolmente Rovigo, rimessa laterale ancora per il Bevilacqua, cercano un uomo in area, staccati, non dargli il corpo, no fallo, buono, si gira, cicca il tiro, il giocatore del buona palla di Piccolo, Vai Matti! Zago che insegue l'avversario. Ancora Piccolo che cerca di liberare, va incontro alla palla Meneghello. Tienila un attimo. Cerchiamo di rilanciare in avanti senza trovare un compagno. Lottano i centrocampisti di Rovigo. Palla al 20 avversario che mette un pallone abbastanza inocuo verso il centro. Fenzi non chiama la palla. Nel dubbio il giocatore di Rovigo libera il pallone. Si salva nuovamente il Bevilacqua, ma lancio lungo Meneghello che si invola sull'out di destra. Attende l'arrivo di un compagno, buon recupero del Bevilacqua che mette la palla in rimessa laterale. Rovigo prende campo, cerca di rallentare un po' il gioco. 87esimo. 3 minuti al 90esimo. Non ancora. Palla in verticale. Salta l'avversario diretto, cerca di andare via, ottima azione con cui conquista un ottimo calcio d'angolo. Bravo Pelle! Pellegrini? Buono spunto personale. Che va a battere il calcio d'angolo. Tutti là dentro adesso. Chiudala. Dai, vai a tutti là dentro. Movimento dei ragazzi, palla lunga sul secondo palo, non arriva nessuno. Schiesaro cerca un colpo di tacco che non trova però nessuno ad aiutarlo. Ora si prodiga nel tentare di rientrare. Palla verticale, ottimo intervento ancora di Piccolo, palla Meneghello cerca un appoggio su Schiesaro lotta, recupera la palla, si appoggia verso Pellegrini. Polichetti insegue l'avversario, palla al centro, Savioli, palla in rimessa laterale per il Rovigo, Gardina sulla palla. Ma che sta a due cambi là che recupera 2 minuti, 3. Si invola un giocatore Rovigo, veniamo presi in contropiede, il 16 avversario lascia lo spazio per il traversone, buona copertura di Piccolo. Di fortuna qua. Calcio d'angolo per il Bevilacqua.
Potrebbe essere una delle ultime occasioni. Ti vuole il colpo di fortuna. Uno sul palo, ragazzi, uno sul primo palo, niente, passa il pallone, mamma mia, filtra ancora lì, palla c'è, pallone c'è, libera, ancora l'area di rigore, Rovigo riesce per un istante, Zago, rilancio verso il centro del Bevilacqua, il giocatore del Bevilacqua si gira, allarga sul numero 6 che nuovamente viene trovato da solo, riesce ad andare al cross, palla fuori. Continuiamo a soffrire sui palloni alti che puntualmente attraversano l'area di rigore senza che riusciamo ad intervenire. Non riusciamo a liberare l'area di rigore. Fortunatamente non ci sono stati deviazioni o rimpalli o occasioni di tiro. Il direttore di gara chiama 3 minuti di recupero, Fenzi sul pallone. Palla lunga, non interveniamo di testa nuovamente, buon intervento di testa di Azzini, salta Schisaro, filtra il pallone, calcia, Scaranello libera. Sui nostri rilanci non interveniamo di testa, lasciando l'opportunità ai giocatori del Bevilacqua puntualmente di rilanciare in avanti e trovarci talvolta fuori posizione. Si gira al 10, cerca un traversone, protegge la palla, grande intervento difensivo di Schisaro che calcia il pallone addosso ad un avversario e conquista una rimessa a fondo. Mene, sta in mezzo, il pallone si ferma prima, ragazzi! Dobbiamo prenderla noi! Non arriva lì! Non calcia bene. Continua il rilancio in area, buona copertura di Piccolo ancora una volta, rimessa laterale per il Angolo. Angolo ha dato. Angolo? Come fa a essere angolo? Sono in due! Non deve passare, ragazzi, quella palla. Una delle ultime palloni per il Bevilacqua, movimento in area di rigore, cercano di smarcarsi i giocatori, palla su Fenzi che la prolunga per un istante, palla larga, Polichetti si lancia, non trova il modo di mettere il pallone lungo, rilancia ancora in avanti. Porca miseria, ogni volta! Palla in mezzo! Miracolo di Fenzi sull'ennesimo pallone che concediamo. Sull'ennesimo pallone che concediamo di mettere in mezzo. Si accinge al rinvio Fenzi. Cicca nuovamente il pallone, purtroppo palla ancora in avanti per il Bevilacqua. Buon intervento di... Mamma mia, ragazzi! Fallo. Intervento falloso non ravvisato dall'arbitro. Non fate fallo, bravi. È finita! Palla in mezzo. Interviene il Rovigo che riesce a liberare e l'arbitro fischia alla fine della partita. Soffertissimi gli ultimi minuti del Rovigo che non riusciva a impedire ai buoni esterni del Bevilacqua di mettere dei pericolosissimi palloni in mezzo, ma riesce a rimanere imbattuta, a mantenere inviolata la porta anche sul finale. Devo dire... Vediamo che i ragazzi si complimentano fra di loro, si abbracciano. Fenzi ha fatto sicuramente un intervento Bravo decisivo Francesco. negli ultimi istanti. Quindi vittoria pesantissima del Rovigo che legittima una prestazione complessivamente
Si è fatta male l'arbitro? Ragazzi, qualcuno? Uno per l'arbitro. Forse ha preso una botta, Non non è so, chiaro non se l'arbitro aveva capisco. preso un colpo. Mm. Si teneva già prima la pancia, ho visto. O magari... O un colpo d'aria. Sai che Sì, infatti. Aspetta. E comunque vi diamo gli aggiornamenti sugli altri campi che però stanno ancora giocando, quindi mi riservo altre variazioni. Comunque 0-0 Maserà contro Rianese, la Vittoriosa vince sul Cavarzare, l'Albignasego vince, Legnaro vince, Monselice e Bovolone pareggiano, l'Union Vis Lendinara vince sull'Union River e l'Abano vince sul Bagnoli. Al momento la classifica ci porta al nono posto, 37 punti, in prima posizione Lendinara, a seguire Albignasego a 62 da un solo punto di distacco. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito oggi, forza Rovigo sempre, bravi ragazzi, partita sofferta, ringrazio Bach, saluto tutti e ci vediamo sabato prossimo. Ciao a tutti. Ascolta, voglio la ora. Ciao.